Ok, buongiorno. Un silenzio qua, potete parlare tra di voi, ok? Abbiamo la mascherina, ma non c'è problema. Ok, tu che sei a casa, anche un buongiorno. Speriamo che stia bene. Stiamo vivendo un periodo di questa famosa storia di Covid. Eu penso que 30% della nostra comunità oggi sono in quarantena a casa. Tante persone che hanno preso, oppure in scuola, lavoro. Ma siamo grati, siamo qui e questa nuova variante sembra che è molto più leggera. E possiamo qua oggi vivere questa esperienza di lodare e vivere con il nostro Dio l'esperienza di conoscerlo ancora di più. Apriamo la nostra Bibbia, Romani 8. Ieri la Monique mi ha rubato questo brano. Monique. Lei faceva la meditazione e já estava vedendo, questo brano che avevo scelto per oggi. Oggi parleremo di un Gesù che dice venite a me, e vediamo qual è la grandiosità di questo amore di Dio. Romani 8, 28, leggiamo questo brano qua. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, che cosa dice dopo? Chi sarà contro di noi? E dopo vendo un dei versetti più forti, stupendo, meraviglioso che abbiamo nella Bibbia. Versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Così la nostra certezza, sicurezza, la nostra fede, la nostra speranza, la nostra gioia è sapere che questo nostro Dio non ha risparmiato neanche il suo proprio figlio. Perché devo preoccuparmi per certe circostanze, certe cose della vita? Così io devo sapere che questo nostro Dio che ha dato il suo figlio per noi può darci di più. Il problema è che tante volte ci manca la fede, tante volte ci manca l'esperienza di una camminata con Dio di fede, una camminata con Dio di esperienza nuova con Dio. E questo brano ci insegna questo. Dio non ha risparmiato il suo figlio per te, non ha risparmiato il suo figlio per noi, e così Lui può darci tutte le altre cose. Che questa certezza e sicurezza sia la nostra vita, o stile di vita. E vogliamo celebrare questo culto, celebrare il nostro Dio. Perciò sempre dico, un culto è sempre nuovo, è diverso. E che se noi siamo qua è perché noi vogliamo glorificare e adorare il nostro Dio. Noi non possiamo sprecare una domenica e perdere l'opportunità di adorare il nostro Dio. E quanto è prezioso vedere la nostra comunità, la gente vengono da lontani, perché hanno questa passione e desiderio per adorare Dio. Questo Dio che non ha risparmiato il proprio figlio per te, ci darà insieme tutte le altre cose. Preghiamo e possiamo vivere questo culto, una esperienza. Tu che sei a casa, preghi. Quanto è prezioso arrivare a casa dopo vedere mensaggi intorno, condividi dove tu sei. Domenica scorsa eravamo le persone del Brasile, dell'Inghilterra, del Belgio, della Germania, diversi luoghi che stavano lì condividendo. Inserisci da dove tu sei, la tua città, il tuo paese, in modo che possiamo vivere o quanto la Chiesa está sparsa oggi dappertutto. Preghiamo. Nosso Padre, iniziare questo culto per noi è una grande gioia. Tu ci sei. Iniziare un culto, Padre, offrire la nostra vita, cantare, adorare, celebrare il tuo nome, Padre. Wow, questo è un privilegio. Ti ringraziamo, Padre, perché o quanto è prezioso e grande vivere questa esperienza con la tua Chiesa, con il tuo popolo. A vivere, Padre, questo momento, questa celebrazione con te. Tu sei qui in mezzo a noi. Tu sei qua nel nostro cuore e nella nostra vita. E siamo qua, oh Padre, oggi per adorarti, a riconoscere che tu sei il Dio dell'universo, tu sei il Dio creatore.
Tu sei o Dio della nostra vita, tu sei l'unico e vero Dio, l'unico che può creare sei tu. Quanto è prezioso vedere, oh Padre, che tu ci hai creato dal nulla, perché tu hai pensato, hai sognato, hai progettato la nostra vita prima della creazione del mondo. O quanto è prezioso ricordare, oh Padre, in un momento, non lo so come, tu hai pensato in me e tu mi hai creato. Sono parte, oh Padre, della tua creazione e tu hai fatto un sguardo su di me, un sguardo d'amore. Tu mi hai creato, oh Padre, alla tua immagine e alla tua somiglianza. Grazie, oh Padre, perché questo per me e per noi è una grande gioia e vogliamo, Padre, retribuire questo. Vogliamo essere grati. Perciò che vogliamo in questo culto, Padre, questa celebrazione, cantare, adorare e riconoscere, pregare, aprire il nostro cuore, aprire la nostra mente per te. Questo culto, Padre, è la nostra offerta. Noi non siamo degni, noi non siamo meritevoli, noi siamo qui. Misericordia, grazie. Nel nome di Gesù, oh Padre, vogliamo offrire questa giornata a te. Vogliamo cantare e dire che tu sei degno. Sei tu l'unico che è degno. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo fare un sguardo alle persone che intorno a noi, quello che è vicino, un po' lontano, e che tu possa fare un sorriso sotto questa mascherina e invita la persona al tuo fianco, adoriamo, cantiamo e celebriamo il nostro Signore, celebriamo quello che vive, celebriamo Gesù, che è qua con mezzo a noi, e possiamo vivere questo momento con gioia ao nostro Dio. Amém? Amém, Chiesa? Amém, adoriamo, cantiamo.
nova, um canto novo que se chiama Innalzo un Alleluia. Innalzare un alleluia è dire lode a Dio, è lodare a Dio, è esaltare il suo nome, è adorare con tutto il cuore. Adesso cantiamo Innalzo un alleluia. Amen? Amen. Possiamo innalzare un alleluia? Amen. Tu puoi dire alleluia? Alleluia. Amém, amém. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo loda già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 cantalo più forte davanti ai miei nemici. Cantalo più forte sopra la incredulità. Cantalo più forte, mi armo di
fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore.
la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia, i suoi figli, sia contesa, tua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te lui, è con te lui, al mattino e alla sera, nell'andare e nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia.
nosso Padre, quanto è prezioso essere qui, oh Padre, a lodarti, cantare, aprire la nostra bocca, Padre, e dire alleluia. Quanto è prezioso, Padre, avere questo momento di gioia e di allegria. Quanto è prezioso, Padre, cantare e adorare il tuo nome qua, oh Padre. Grazie, oh Padre, grazie, perché il tuo Santo Spirito qua è in mezzo a noi. La tua presenza qua è in mezzo a noi. Grazie perché tu ci sei qua, oh Padre. Il nostro cuore, oh Padre, è riempito di questa tua presenza, della tua grazia. Grazie, oh Padre, che possiamo cantare alleluia. Lode il tuo nome. Gloria a te, oh Padre. Grazie, oh Padre. Amen. E cantiamo novamente. Alleluia. È bello. Sicuramente tutti noi siamo stati, ok, bambini, ok, sotto 12 anni potete uscire, le monitrici già stanno andando a lavorare. Prezioso genitori che porta i figli qua per conoscere la parola del Signore, che possiamo continuare con questa chiamata responsabilità. Grazie gli uomini. Grazie, Dio vi benedica. Vedere un batterista che suona la batteria e canta allo stesso tempo, ti ho insegnato bene, hein? Ok, va bene. Stiamo camminando in questo periodo sulle frasi e le parole che Gesù ha lasciato a tutti noi. Delle frasi che sono state molto interessanti. Dimorate in me, già abbiamo parlato. Ravvedetevi. E domenica scorsa abbiamo parlato di rallegrarsi. O credente deve stare sempre nella. Credente che ha perso la gioia, ha perso il senso del valore dei cieli, ha perso il senso dell'eternità. Perciò la gioia deve essere nella nostra vita. E sicuramente usciremo di qua oggi con tanta gioia. Amém? Ok, venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò. Ok, venite a me e io vi darò riposo. Questo è Matteo 11, 28, Giovanni 7, 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga. E che cosa deve fare? Beva, darò riposo, beva. Giovanni 6, 35, Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. E chi crede in me non avrà più sete. Eppure, Giovanni 5,40, non volete venire a me per avere la vita? Oggi parleremo di questa frase che Gesù usa tantissime volte: venite a me.
Che cosa significa venite a me? A vicinanza? Cercarlo? Consegna? L'altra cosa? Giusto? È questo? Ok, non abbiamo parlato niente a casa com Astrid, ma è anche un invito di Gesù. Tutto questo che avete detto è proprio questo, è il senso di che Gesù sta dicendo, sto facendo un invito a voi. Venite a me. Sei stanco? Vieni da me. Hai sete? Hai fame? Ti senti insoddisfatto con la vita? Hai perso la gioia? Venite a me. Gesù sta dicendo che Lui è l'unica risposta per noi e tante volte noi cerchiamo di risolvere il nostro problema guardando a noi stessi e Gesù dice soltanto una cosa, venite a me. Venite a me. È una semplice frase, ma che veramente ci fa vivere. È una semplice frase di Gesù, ma quando eu vado da Lui, io trovo la vita, io trovo il senso da vita. Perciò Gesù sta dicendo di andare da Lui perché c'è qualcosa nella mia vita pesante. Gesù sta dicendo venite a me perché c'è qualcosa nella tua vita che non sta bene. E sicuramente noi siamo qua, non lo so, in 100 persone, sicuramente maggioranza di noi c'è qualcosa che non sta bene. E l'unica risposta è venite a me. È Gesù. Perciò l'unica risposta è questa. Qual è il tuo problema oggi? Perché tu hai perso la gioia? Abbiamo parlato domenica scorsa. Perché tu hai perso la soddisfazione di stare con la Chiesa, con Gesù? Ossia, la risposta non è in te, è in Lui, è Gesù. Perciò solo Gesù può dimostrare e risolvere questa situazione nella nostra vita. Quanto è bello parlare con una persona che si è convertita da poco, no? Quella gioia, quell'entusiasmo, quella allegria, perché è scoperto in Gesù. Quando mi sono convertito, eu portavo dentro di me tanti pesi, tanta solitudine di vita, e ho trovato la risposta dove? In Gesù. Noi portiamo il nostro dolore, le nostre difficoltà, e siamo qua. Abbiamo cantato, celebrato il nostro Dio adesso, e è stato anche per noi, eu posso dire una parola un po' pesante, ma un sfogo, un aprire un cuore. È stato per noi un sollievo, perché noi stavamo arrivando alla presenza di chi? Di Gesù. Siamo andati da Lui in adorazione. Perciò quando andiamo da Lui con tutto il nostro cuore, Gesù si fa vedere, si rivela. E è questo Gesù che vogliamo camminare questa mattina. Perciò il primo punto, questo testo che abbiamo letto oggi, Gesù stava dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Gesù stava parlando di quale persona qua? Che cosa Gesù stava per offrire? Era acqua, ma stava parlando di una terza persona. Terza persona, já stavo rispondendo. Terza persona della Trinità. Stava parlando dello Spirito Santo. Gesù ha parlato con la donna samaritana, ma in questo capitolo qua di Giovanni Gesù stava dicendo, è dello Spirito Santo che io sto parlando. Perciò, che cosa significa per noi l'acqua? Vita. Tutti noi dobbiamo bere al minimo quanti litri di acqua al giorno? Minimo 2 litri di acqua. Se tu non stai bevendo 2 litri di acqua al giorno, tu stai dicendo, io non mi amo, sto cercando il suicidio della mia vita. Ok, noi dobbiamo bere no minimo 2 litri di acqua al giorno, ok? Apro un parêntese e chiudo un parêntese qua. Ok, ma Gesù stava parlando, l'acqua è necessaria per la nostra vita. L'acqua è fondamentale per la nostra vita. E Gesù dice, se qualcuno ha sete, se qualcuno ti manca di questo che è fondamentale, vieni da me. E eu vi darò una acqua che tu non avrai più sete. E lui stava parlando dello Spirito Santo. E è perché lo Spirito Santo? Perché Gesù stava parlando di questa offerta dello Spirito Santo? Nós siamo stati creati alla sua immagine e somiglianza. E com o pecado, che cosa succede con la nostra vita? Siamo stati separati dalla presenza di Dio. E una persona lontana da Dio ha sete. Una persona lontana da Dio è insoddisfatta. Una persona lontana da Dio vive in un deserto. Una persona lontana da Dio non è contenta in se stesso.
Perciò che Gesù usa questa metafora per insegnarci o quanto è fondamentale nella nostra vita ritornare alla nostra origine. E la nostra origine è novamente intimità con Dio. E perciò che Gesù stava offrendo: venite a me e eu vi darò l'acqua della vita, e eu vi darò lo Spirito Santo, la presenza di Dio nella tua vita, in modo che tu possa ritornare alla tua origine, alla tua creazione. Perciò Gesù stava affermando che in Lui noi possiamo novamente riempire un vuoto che esiste dentro di noi. E questo vuoto è la presenza divina, questo vuoto è lo Spirito Santo, che manca lo Spirito Santo. Quanto di noi c'era questo vuoto dentro di noi? Cercavamo di rispondere tutto questo con gli altri atteggiamenti, con tanta dipendenza, e questo vuoto sempre esistiva, mentre viene lo Spirito Santo e ti riempie. Scusate, devo fare paragone oggi. Eu estava sulla finestra lá guardando quello che sta succedendo proprio qua giù. Qua giù voi sapete che c'è una struttura di giochi, no? E oggi c'è un evento che loro stanno facendo qua. Avete percepito le macchine che sono giù, di fuori? Non è una Panda, non sono le Panda, non sono una Picasso di quasi 500.000 chilometri. Sono delle grosse macchine. Tutta questa gente hanno un vuoto. Stanno cercando di riempire questo vuoto con i giochi d'azzardo e tanti soldi sprecati in questo. Stavo guardando le persone che arrivano e stanno cercando qua riempire un vuoto che esiste, una dipendenza che esiste, e questo non è la soddisfazione. Potete immaginare quello che sta girando giù qua adesso? E noi stavamo qua facendo che cosa? Adorando o nostro Dio, e questo vuoto non esiste nella nostra anima, perché c'è lo Spirito Santo nella nostra vita. Noi abbiamo fatto questa celebrazione oggi, questo cantico, perché dentro della nostra vita non esiste questo vuoto, perché c'è lo Spirito Santo. E se tu non sei riuscito a adorare Dio questa mattina qua, è perché c'è un vuoto. E questo vuoto só può essere riempito con questa acqua della vita che è lo Spirito Santo di Dio. Venite a me perché lo Spirito Santo, lo Spirito do Padre, vi sarà dato in quale misura? In abbondanza. In abbondanza. Perciò quella donna lá samaritana: ma Gesù, io non vorrei più attingere acqua qua perché è faticante, è pesante, mi date questa acqua e mi basta. È l'acqua dello Spirito Santo, è la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Dio nella nostra vita. È solo Gesù. È solo Gesù. Perciò che Gesù stava dicendo: venite a me. Tu já sei andato a Gesù? Arrivando a Gesù, eu arrivo alla presenza dello Spirito Santo. E è per quanto tempo questo? Per sempre. È per sempre. Lo Spirito Santo entra nella mia vita e abita in me, e è per sempre. Lo Spirito Santo non entra e esce, no. Lo Spirito entra e rimane, perché è la garanzia della mia salvezza, della mia eternità con Padre. È Lui la garanzia, è Lui o garante di questa storia. Lo Spirito Santo viene e rimane. Noi possiamo rattristare lo Spirito, noi possiamo spegnere lo Spirito, possiamo avere una vita tiepida, possiamo avere una vita che è triste agli occhi di Dio, ma lo Spirito Santo è lì quando entra e è per sempre. Non esiste un Spirito che viene e va via. Quando entra nella tua vita, cominci a avere una casa e rimarrà per sempre. Perciò questa vita abbondante è solo con lo Spirito Santo. Perciò io non avrò più sete. Io non avrò più sete. Non mi manca più niente del mio passato, della mia storia. Perché quando ho trovato Gesù nella mia vita, io sono pieno. Quando sono sazio, adesso c'è questa presenza sua, perché è una necessità mia. Io camminavo per tanto tempo cercando una risposta nella mia storia, fino a trovare Gesù. E adesso sono sazio. Io non ho bisogno di cercare più niente. Io già sono andato da Lui. Una persona che vive contenta è quella che ha una perfetta sintonia con Dio e è piena della presenza di Dio. Se tu non sei contenta con te stesso, con la tua storia, con la tua vita, lo Spirito Santo riempirà questo vuoto tramite Gesù.
venite a me. Se tu hai sete, venite a me. Tu non troverai questo in filosofia, tu non troverai questo in nessuna dottrina, tu non troverai questo in nessuna religione, tu non troverai questo in nessuna denominazione, tu troverai questo soltanto in Gesù. È Gesù che noi predichiamo. Secondo punto che Gesù parla, venite a me, voi che avete fame, e mangi del pane. Giovanni 6, 50-51. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. E adesso Gesù ha parlato dell'acqua che è lo Spirito Santo, e adesso parla del pane che sta parlando di chi? Di chi? Di Lui. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita nel mondo è la mia carne. Su che cosa Gesù stava parlando adesso? Io sono o pane. O pane anche è un mangiare, è una necessità umana. Come l'acqua abbiamo bisogno, anche abbiamo bisogno di mangiare. Che cosa Gesù stava parlando? Mangiare o pane significa essere nutrito. E Gesù stava facendo questo, molto interessante, parlando di questa storia del pane, subito dopo la moltiplicazione dei pani e di peixe. E è interessante che nell'Antico Testamento o popolo di Israele mangiava il pane che Mosè donava e loro morivano. E qua Gesù stava dicendo, o pane que Mosè dava e morivano, adesso c'è un altro pane che quando mangiate non c'è più la morte. Eu vado de Gesù per avere lo Spirito Santo. Io vado da Gesù adesso perché avrò la certezza della vita eterna, della sicurezza della vita eterna. Perciò Gesù sta insegnando qua per noi che Lui è l'eternità nella nostra vita. Andare da Gesù e andare nella sua carne, perché chi era nella croce in quel momento, sulla croce in quel momento? Era Gesù, la sua carne. E questo sacrifício deve fare parte della mia storia e della mia vita. Di solito, una volta ao mese, nós stiamo celebrando che cosa qua? Cena do Signore. E prendiamo quello pane che stava simboleggiando il corpo di Cristo e mangiamo quello pane per ricordare il corpo di Cristo e celebrare quella cena, perché fa parte della mia vita, fa parte della mia storia. Perciò celebrare quel momento e ricordare che Cristo Gesù è il mio sacrificio. Non sono io che devo offrire un sacrificio nel senso della mia vita, di essere un sacrificio. È Cristo Gesù che è il mio sacrificio. È Lui che diventa questa la mia carne, la sua carne. È Lui adesso che mi porta in cielo. Tu já hai consegnato la tua vita a Lui? Tu já hai appreso o sacrificio di Gesù e hai inserito nella tua vita? Chi mangia di questo pane avrà la vita eterna. Chi vive o meu sacrifício avrà la vita eterna. Chi consegna la propria vita a me avrà la vita eterna. Perciò Gesù stava facendo questo invito per una speranza per la tua anima. Io penso che la grande tragedia della umanità è vivere una vita senza nozioni dell'eternità. La tragedia più grande per l'umanità, per le persone, è vivere una vita con la paura del futuro. La tragedia più grande per l'umanità è vivere una vita con la paura per il domani. Vivere una vita cercando di vedere qualcosa per domani e non è soddisfatta. La tragedia di una vita non è avere questo virus. La tragedia di una vita è non sapere che cosa c'è al domani. È lì che è una tragedia. Perché la mia eternità sta arrivando. E Gesù sta dicendo, venite da me, mangia di questo pane e tu avrai l'eternità nella tua vita. O bello di una vita è quando c'è l'eternità per me. Io sono sicuro di questo. Perché abbiamo cantato tante volte alleluia. Tu sei sicuro di questo, Rubens? E noi abbiamo cantato con gioia perché abbiamo la sicurezza dell'eternità. Nós stiamo celebrando l'eternità, mangiare questo pane e riconoscere che quello sacrificio nella croce è stato per me, perché io ero peccatore, io avevo bisogno di questo sacrificio, io avevo fame, adesso sono nutrito, perché questa carne mi dà la serenità, la sicurezza, io posso camminare per l'eternità.
Lui é o meu sacrifício. E é Cristo Jesus. Tu hai fame? Vá da Lui. Vá da Lui. Mangia. E tu vedrai que a eternità farà parte della tua storia. Gesù è l'acqua che ti porta lo Spirito Santo. Andare da Gesù ao pane che ti dà un nutrimento per la vita eterna. E l'ultimo punto che Gesù dice, venite a me, voi che siete stanchi. Matteo 11:28. Dio guarda una gente, guarda un popolo e vede loro stanchi. Vede loro sfiniti. Quanta gente com dolore, quanta gente com sofferenza, quanta gente com i dubbi, com incertezza, quanta gente numa instabilità di vita. E Gesù guarda questa gente. E Gesù dice, venite a me. Venite a me perché voi siete stanchi. Quanti di noi siamo stanchi? Io devo andare da dove? A Gesù. Quanta gente nella disperazione. Questo è il nostro mondo. Quando eu comincio a leggere le notizie delle giornate, la gente entra in disperazione, con paura, perché sono stanchi. Ma quando abbiamo Gesù e andiamo da Lui, io non ho questa paura. Io sono sicuro. Gesù sapeva della realtà della gente di oggi. Lo stesso Gesù di quel tempo è lo stesso Gesù di oggi. È lo stesso Gesù che sta dicendo, venite a me. Perché se tu sei stanco, perché se tu sei disperato, tu sei nella sofferenza, nei dolori, venite da me. Venite da me. La gente soffre. E è interessante che la religione di quel periodo non dava una risposta. E è interessante che tante volte noi non riusciamo a dare una risposta alla gente. E Gesù guarda a noi e dice, ma che cosa fate voi? Perché già mi sono rivelato a te e tu mi conosci. Sono io che adesso posso darti il sollievo. Sono io che ti do la pace. Adesso porta alla mia persona questa gente disperata. Sono io. E noi che siamo la religione, che portiamo la gente a Gesù, a Dio, noi dobbiamo portare la gente a questo Gesù. La gente oggi è disperata. E noi non possiamo essere la stessa religione di quel periodo che invece di dare un sollievo portava un peso in più alle persone. La Chiesa non può portare un peso alla gente. La Chiesa deve portare un sollievo alle persone. La gente deve portare un sollievo e togliere il dolore, perché la Chiesa ha conosciuto questo Gesù e questo Gesù deve essere presente in mezzo a noi. La religione in quel periodo portava peso. Noi dobbiamo portare un sollievo. Altrimenti noi non siamo la religione che Dio ci ha chiamato a essere. Matteo 11, 29 a 30. Prendete su di voi il mio giogo. Già c'era un giogo. Ma adesso Gesù dice, prendete il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre. E adesso Gesù dice una cosa interessante. O giogo che la Chiesa, che la religione dava in quel momento era pesante. E o giogo che le persone vivevano in quel momento era pesante. Ma Gesù dice, io ce l'ho il mio giogo. Ma il mio giogo come che è? È dolce. E il mio carico è leggero. Andare da Gesù, sappiamo che c'è un gioco, ma è dolce. E il carico di Gesù che cos'è? Leggero. Quante volte stiamo portando sulle nostre spalle un peso di un dolore, un peso di disperazione, un peso di sofferenza, e quando andiamo a Gesù, percepiamo che il carico è leggero. E io esco di quell'incontro leggero. Io esco di quell'incontro con Gesù riposando. Prendete su di voi il mio giogo. Sul giogo era dolce, il suo carico è leggero. Venite da me. Perciò Gesù non ti darà nessun peso. Gesù non darà su di te nessun peso che tu non possa sopportare. È leggero. O giogo è dolce. E è questo il nostro Gesù che si rivela a noi. Perciò noi abbiamo questa paura tante volte di trovare questo Gesù dolce con un carico leggero. E Gesù sta dicendo, Caio, credi in me, riposati in me.
In Lui io posso trovare adesso il vero riposo. E è questo il significato di camminare con Gesù. Lui vuole darti una nuova vita. Perciò le persone che si trovavano con Gesù uscivano di quell'incontro saltando di gioia, perché non c'era nessun peso sulla loro vita, sulla loro storia. Se tu sei stanco, se tu sei nel peso della solitudine, se tu sei nel peso dell'abbandono, se tu sei nel peso dell'amarezza, se tu sei nel peso dei dubbi, se tu sei nel peso dell'incertezza, se tu sei nel peso del peccato, Gesù sta dicendo: venite da me, io ti darò riposo, io ti darò sicurezza. Io sono dolce, mio carico è leggero. Venite da me. Non è questa chiesa, non sono questi pastori qua di questa chiesa. Venite da me, è Gesù. È questo che ti darà una nuova vita. Sembra che questa vita è corta e breve e noi non possiamo portare questa vita con peso e con tristezza. La vita è corta, è breve. Io devo vivere con questa gioia di Gesù, con questa dolcezza di Gesù, con questa leggerezza di questo carico di Gesù. Venite a me, perché l'unico modo di trovare senso alla vita è Lui. Tu conosci Gesù? È Lui. E finiamo con l'ultimo testo, Giovanni 14,6. E pela língua italiana questo testo è meraviglioso, perché tutte e tre parole cominciano con la lettera. Gesù le disse: io sono là, io sono là, io sono là. Nessuno viene ao Padre se non per mezzo di me. Nessuno avrà la dolcezza se non è per Gesù. Nessuno mangerà di un pane dell'eternità se non è per Gesù. Nessuno avrà l'acqua della presenza dello Spirito Santo se non è per Gesù. Perché Gesù è la via, la verità e la vita. E è questo Gesù che stava invitando a te, dicendo che cosa? Venite a me e io vi darò riposo. Preghiamo. Tu già sei andato da Gesù? La tua via, la tua vita è in Gesù? Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. È questo Gesù. Se tu vivi nella dolcezza, in una vita leggera, che non sto portando nessun carico, se tu hai la certezza dell'eternità e che lo Spirito Santo abita in te, tu hai risposto sì a Gesù. Ma se ti manca qualcosa, se tu está vivendo ancora un po' il peso della solitudine, il peso del peccato, il peso del dolore, il peso della sofferenza, il peso dell'abbandono, Gesù sta invitando a te, non per giudicarti, perché tante volte noi stiamo nel peccato e portiamo il peso del peccato e Gesù non sta giudicando, sta dicendo soltanto una cosa: venite a me, il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Venite a me, consegna la tua vita a Gesù. Se hoje tu stai passando por um momento de um peso, de um dolore, Jesus está fazendo só um invito: venite a me. Stiamo pregando. E se tu vuoi fare questo passo per Gesù, io ti chiedo, stia in piedi in questo momento. Tu possa stare in piedi e dire: Gesù, dimostrando che sto in piedi, sto dicendo: io voglio andare da te. Che tu possa alzarsi in questo momento e dire: sto portando un peso, voglio andare da te. Puoi stare in piedi? Io vorrei pregare per te. Qual è il tuo peso?
Parli con Gesù adesso e dici: Gesù, il mio peso è questo. Qual è la tua sete? Qual è la tua fame? Confessa a Gesù. Nostro Padre, venite a me. Ti ringrazio, Padre, che quando esiste una sincerità di cuore di andare da te, tu abbracci, tu sostieni e tu, oh Padre, offri e dà questo sollievo. Tu prendi o nostro carico pesante e si diventa leggero. Questo giogo, oh Padre, adesso si diventa dolce. Sei tu, oh Padre, che fa una trasformazione nella nostra anima, nella nostra vita. Sei tu che ci fa una nuova creatura. Questo gruppo di persone che sono in piedi qua, oh Padre, risponde ao loro grido. Risponde, oh Padre, e si rivela, Padre, di un modo speciale. Rivelati, oh Padre, e che loro possano sentire la dolcezza, sentire la profondità di un camminare con te, sentire, oh Padre, o quanto è prezioso vivere una vita con te. Benedici questo gruppo di persone, abbraccia, sostieni e che o carico si diventa leggero. Fai questo miracolo, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Se tu sei qualcuno della famiglia, abbraccia questa persona, ok? Perché della famiglia noi possiamo dare un abbraccio. Abbraccia questa persona che è stato in piedi adesso. Se tu fai parte della famiglia, dà un abbraccio. Se tu non fai parte della famiglia, toccano sulle spalle e dica: sono con te, voglio camminare con te. Ma che tu possa dare una parola di benedizione a questa persona. Amém? Amém, Chiesa? Amém. Celebriamo, cantiamo. Quale cantico? Innalzo un alleluia. Innalzo un alleluia ao nostro Dio. Possiamo stare in piedi e possiamo offrire le offerte, le decima. Se tu sei a casa, non dimenticare, puoi fare il tuo bonifico bancario, l'offerta, la decima e fare questa offerta alla opera do Signore, alla nostra comunità e che possiamo continuare a servire il Signore e portare la gente alla grandezza do nosso Signore. Questa settimana eu estava leggendo um livro e uma frase era muito interessante, que possiamo usare le nostre risorse per portare tanta gente in cielo alla conoscenza di Dio. Ok, Maialine sono qua dell'opera missionaria e possiamo fare questo con gioia, cantiamo con gioia e con allegria perché il Signore è il nostro Dio. 3, 2, 1 e andiamo. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia. Melodia, innalzo un alleluia, il cielo loda già per me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode rugirà, una volta sorgerà, la morte è sconfitta, il re arrivò. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me.
sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi amo di una melodia, cantalo più forte. Io canterò, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia voce ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Innalzo un alleluia, 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 l'ultimo. innalzo un alleluia. Signore nostro Dio, ti innalziamo veramente, Signore, perché tu sei grande, tu sei meraviglioso, Signore, tu sei sempre con noi, Signore. Tu sei stato questa mattina qua con noi, ci hai ministrato, Signore, della tua parola, ci hai detto la tua verità, Signore, la tua risposta alla nostra vita in questa terra, Signore. Il nostro obiettivo qua, Signore, è alzarti nella prossima vita, Signore. Per questo ti ringraziamo, Signore, per questa rivelazione che hai dato a noi, la tua verità, Signore. Che questa verità sia per tutta la parte, Signore, per tutto il mondo, Signore. Che non si restringa a Dio qua dentro a questi quattro pareti, Signore, ma che sia proclamata, Signore, ai quattro canti, ai quattro angoli di questa terra, Signore. Nel nome santo di Gesù Cristo. Amen e amen. Amém. Potete accomodarvi? Ok. Grazie a tutti voi che siete con noi oggi la prima, seconda, terza volta. Che Dio vi benedica e che tu possa sentire sempre questo grande amore di Dio. Venite a me, che eu vi darò. È questo il nostro Gesù che noi vogliamo proclamare e sempre vivere. Che tu possa vivere sempre questa grandezza, amore di Dio. Le avvisi questa settimana abbiamo il nostro incontro di preghiera, studi biblici, abbiamo incontro presenziali anche che sono online. Ok? Se tu vuoi partecipare do incontro, do estudo di preghiera, potete parlare con noi, com o responsabile, o quanto é importante estar insieme in settimana come popolo, come chiesa, ok? Sono questi avvisi. Un avviso che Rubens mi ha chiesto. Coro. Stiamo facendo le prove già. Avremo dell'evento per l'anniversario della chiesa e anche di Pasqua. Ok? Venite. È prezioso, io ero qua e ho visto un bellissimo gruppo, coro che sta nascendo. Abbiamo bisogno di uomini. Uomini, io so che ci sono Uomini e donne, ma principalmente uomini, per favore. Ok, venite. Se tu pastor, non canto tanto bene, non c'è problema. Se tu Pastore. non sai come caio, puoi venire, ok? Pastore, guarda quanti uomini qua. Ok. 3, 4, 5, per favore, per Venite. favore. Così venerdì alle ore 20, ok? E possiamo fare veramente una grande festa di celebrazione al nostro Dio, ok?
Non sono dimenticato delle altre avvisi. Ok, potete parlare con Francesca o Gaetano, ok, aiutare le persone che sono per strada e stiamo dando questo appoggio e quanto è prezioso fare parte anche di questo servire. Bello la Chiesa viva, presente sempre in tutti i ministeri. Bem? Ok, finiamo cantando Questo o un'altra? un'altra, alleluia, ok? Finiamo cantando alleluia o vuole un'altra? Benedizione La con alleluia. benedizione, la Perfetto. benedizione, ok, benedizione con alleluia e possiamo celebrare una buona domenica a tutti, che Dio vi benedica e finiamo questo culto cantando oggi, ok? Potete, ricordiamo, uscita da quella porta là, ok? Ok? Ciao!